Ecco, io sono Rolando Benassi, nato a Fiume il 3 aprile del 1934 in via Andrea Doria, ex via degli operai durante l'Austria-Ungheria, e cambiata in via Andrea Doria probabilmente per il fatto che qui c'era il nautico a 100 passi, e così c'era ancora la via Caio Duilio, e poi Flavio Gioia, questa che incrocia, e così. Qui ho vissuto sempre, ho fatto le scuole italiane. Durante il fascismo tutti quanti erano, diciamo, figli della lupa, perché ancora non ero così, diciamo, non c'avevo l'età per essere balilla, però io no. È ancora un mio amico defunto di nome Bratus, perché loro erano poveri e non potevano comprare la divisa. Mio padre invece era privato, aveva delle abitazioni e viveva con quello. Prima di questo aveva un bar Quarnero in centro, dunque non era obbligato, ma quegli altri che lavoravano in aziende dovevano. Ecco, perché era libero. Senta, ci parli della famiglia di suo padre? Sì, il padre è venuto dall'Istria. Si chiamava? Una ragazza, sì, Giuseppe e Peppi, e ha fatto il cameriere, è andato in America da giovane, è rimasto lì per tanti anni, e ogni volta che tornava nasceva un bambino. Noi eravamo in 3, e il primo era Nevio, defunto già da bambino perché ha preso la polmonite, poi mia sorella Livia nel 27, e poi io il terzo, il 34, e quella volta è rimasto qui a Fiume. Da dove in Istria arriva suo padre? Veniva da vicino di Albona. E la madre anche, però era da bambina qui, perché il nonno aveva un'osteria vicino alla casa degli immigranti, cioè una specie di albergo dove il faro della Vittoria durante l'Italia, la strada industriale quando inizia c'è il faro, e lì c'erano delle osterie perché vis-à-vis arrivavano questi e pernottavano gli immigranti per l'America. Così mia madre mi diceva che ha visto delle persone in sottana che venivano dall'Ungheria, dalla Cecoslovacchia non esisteva, dalla Boemia, e lì poverassi, diciamo, aveva pochi soldi, non c'era granché di commercio, e vendevano le sigarette a pezzi, così che mia madre, lavorando dentro in questa osteria, sapeva contare da 1 a 10 in ungherese, perché doveva farli pagare. Non si vendevano le sigarette a pacchetti come adesso, ma a pezzi, mancavano i soldi. Questa quindi è un'osteria pensione, e sai come si chiamava? No, adesso non mi ricordo. Però loro abitavano proprio lì vicino, oltre, dove che mia madre viveva. Lì mi è nata anche mia sorella, che poi è stata chiamata a questa strada, quando sono arrivato in Italia, Santa Entrata, perché da lì sono entrata all'armata. È quella strada principale che porta verso Trieste, diciamo qui, verso Cantriere, verso il cantiere. I legionari? Ma no, proprio l'armata italiana. I legionari sono arrivati prima con D'Annunzio. Questa è un po' un'altra storia. E poi qui, per esempio, si falsifica un po'. L'armata italiana ha cacciato D'Annunzio, nessun altro, perché ci sono stati i trattati a Parigi, dunque, di Rapallo, certo. E quindi la mamma abitava proprio in quella strada? In quella strada lì, dove si chiamava? questa Santa Entrata, questo è là, i giardini, Blacca. E là dove c'era, e quindi lei lavorava? Sì. La famiglia? La famiglia, sì. Così si tiravano avanti, vendevano il vino. Questo era non giravano soldi, come ho sentito, non solo loro, in genere. E anche loro le abitazioni erano molto povere. Sa come si chiamava questa famiglia di parte di mamma? Mamma Sinkovic. E poi italianizzati certi,
zii erano del figlio, perché cinque vuol dire figlio. Sì, cinque, sì. Però nelle stesse famiglie ho visto certi avevano simpatia per l'Italia, certi invece sono rimasti con una simpatia verso l'Austria-Ungheria, specialmente dopo, da quello che ho sentito, non potevo capire da bambino molto. Penso in rapporto all'amministrazione, sempre diceva, finché era l'Austria era ordine. Questo l'ho sentito quando un commerciante a Trieste dice: mio padre era un grande italiano, era molto onesto, e quando presentava i libri degli affari che faceva in un anno, non gli è stato mai detto niente di negativo, sempre l'hanno creduto perché lo conoscevano come onesto. Quando è arrivato all'Italia, la prima volta che ho portato i libri, hanno detto: no, questo non funziona, dice. Se lei dice che sono, diciamo, 10 milioni di lire, saranno 20, facciamo 15. Gli diceva: povero me, sono andato in galera tante volte per l'Italia, adesso mi trovo in queste condizioni, vede? Il padre del padre, quindi... Sì, il padre poi è andato in America, si sono conosciuti... Prego? In galera? Perché tante volte in galera? No, in galera dicevo che questo triestino, perché lui faceva, vuol dire, non so, le manifestazioni a Trieste per l'Italia contro l'Austria, chissà. Questo era un discorso, diciamo così, a parte. E quindi il padre invece... Il padre è andato in America, sì, stava lì, ho fatto il cameriere, anche lui è riuscito a essere poi capo, come si chiama lì? Caposala. Sì, è bravo, questo, risparmioso. Poi è venuto qui, c'era l'Italia, ha aperto un bar che si chiama Quarnero, lì in centro, dove il grande, questo come si chiama adesso, quella casa, Ri. I magazzini Ri. Magazzini Ri, ecco. Però dall'altra parte, dove c'è quel bar con quella terrazza sotto, e lì c'era il bar Quarnero. In che anni siamo? Quello dovevano essere il 35, 36, 37, così. E mi dica un po' il padre, dove è andato in America? Dove stava? A New York. A New York? Sì, in genere andavano lì a New York. Penso che sia andato, poveraccio, anzi di contrabbando da, come si chiama, da Amburgo, e poi lì in America, per fortuna, ha trovato, penso, degli amici di mio nonno, che gli hanno dato una specie di caparra perché potesse rimanere lì. Gli hanno messo in una prova 5-6 ragazzi a fare i lavapiatti. Di questi 5-6 è rimasto solo lui perché non ha rotto un accoppiato. Come ha detto così, questi sono racconti suoi, ma parlava poco. Il nonno istriano? Sì, istriano di origine, sì. Io però con l'Istria non ho, diciamo, neanche certi rapporti. Penso che uno si formi nella propria strada, in queste piccole città, perché noi non davamo molto peso agli amici di scuola, no, agli amici di strada. Adesso parla di questo quartiere, come si chiamava, come questo quartiere e l'ambiente. Sì, interessante, simpatico, perché eravamo così divisi. Per esempio a me mi chiamava il figlio del Paron, perché mio padre aveva poi una ventina di abitazioni, aveva quei soldi, quella volta dall'America a portare qui i dollari, lui risparmiava, insomma. Poi c'erano le case operaie qui vicino, quelle 6 case bellissime. Ci troviamo in via Ludovita Matešića, l'odierna Matešića, ma era via degli operai già fatto durante l'Austria-Ungheria, questa casa del 18, cioè quando l'Austria-Ungheria stava per terminare. Come si veniva chiamata questa zona ai tempi quando lei era piccolo? Ma in genere noi chiamavamo il rione delle case operaie, perché sono un po' più avanti. Qui erano già i ragazzi del terzo prato, noi eravamo i ragazzi del secondo prato e poi erano quelli del campo Cellini.
e già ci guardavamo male, tribù, sì, divisi in tribù, interessante. Proprio ho parlato con un amico, che è anche di questi paesi, no, loro erano già dall'altra parte, sapevo questione di 200-300 metri. Poi la fine della strada la chiamavano Gomila, che in croato sarebbe un ammasso di case, e lì c'erano addirittura le stalle con i cavalli, perché quella volta il porto di Fiume lavorava molto durante l'Austro-Ungheria e i trasporti erano tutto a cavallo, cioè cavalli da tiro, e lì c'erano delle famiglie abbastanza povere. Mi ricordo una frase di un amico: oggi stavo ben mangiare. Ha detto: oggi mi sento bene, ho mangiato. Pensa, mia madre si meravigliava. E invece poi in questo palazzo, questo è un palazzo pensante. Qui si pagava molto, perché questa abitazione qui dove sono nato era di nostra proprietà del padre, l'aveva pagato 56.000 lire. Questa è un'enorme somma, perché quelle casette che se conoscete sopra il Centocelle erano 3.500 lire incluso l'orto, e questa era 56.000, dunque facevo il rapporto, non so quanto. E si ricorda qualche altra famiglia che sa che abitava da prima della guerra? Come no? Qui sono tutti andati in Italia, sono rimasto solo io. Ancora c'è un fiumano, un signore abbastanza ritirato, che qualche volta lo vedo e lo saluto, lui appena risponde, un tipo così particolare, bravo, simpatico, bravo lavoratore. Era il mio amico Silvano Bratos e io che siamo rimasti, tutto il resto in Italia. Il mio amico questo di Lauro, che era questo qui, poi era napoletani, era una famiglia Raiola, o lo Raiola come lo chiamavano. E cosa facevano loro? Il padre sa cosa faceva dei Raiola? Penso che lavoravano in cantiere, penso. 2 fascisti solo, qui uno al pian terreno che si chiamava Curie come i francesi. È riconoscibile perché ogni sabato andava in camicia nera, usciva, perché loro avevano il sabato fascista, per non chiamare il sabato inglese, l'hanno chiamato sabato fascista, e allora avevano delle esercitazioni così simili. E uno era il padre di un mio amico, Guido Missoni, che viveva in una casa qui sopra, in via Caio Duilio, e questa qui vicino al campo di quella casa, la chiamavamo Casa Casson, perché siamo una cassa, per noi strano, perché eravamo abituati a queste case qui. Quella era una casa tipo fascista, molto bella, Guardi che durante il fascismo, dove sono venuto adesso, le abitazioni sono molto migliorate. C'erano le abitazioni col gabinetto per 2 o 3 famiglie, fuori. Parlo di architettura austriaca. Invece poi hanno fatto delle abitazioni che ogni abitazione doveva avere il proprio gabinetto, il proprio bagno, staccati, un grande passo avanti. Non c'entra la politica, però hanno fatto un passo avanti. E queste case qui che dico, queste erano belle case, queste case operaie, sono 6, anche svuotate, tutti sono andati in Italia. Qui c'era un mio amico che si chiamava Peppi Raimondi, e in questa casa qui, su questa casa qui è caduta una bomba. E questo mi ricordo che siamo andati a vedere e c'era in un angolo suo padre, rimasto vivo, in letto, che pendeva, il letto pendeva, bianco come le lenzuole, e i figli lo calavano bene con le corde su, è rimasto vivo per fortuna. Faceva parte della dogana, era della dogana, e c'era un pistolone così a casa. Ha mai sentito le pistole di tipo calibro 13? La montenegrina la chiamavano in italiano. E una volta abbiamo combinato un affare con questo amico, siamo andati lì a provare e abbiamo sparato. Poi dobbiamo capire i genitori quella volta. Erano molto severi quella volta i genitori.
non erano permissivi come adesso. Ma voi quanti anni avevate? 44 è caduta la bomba, dunque 10 anni. Pepi c'era 1 o 2 anni più di me, 12. Si registrava abbastanza. Poi sono arrivati i tedeschi, invece della scuola nautica l'hanno trasformata in caserma. Noi si andava lì in quella caserma, però mai non siamo entrati in caserma con i tedeschi. Fuori sì, stavamo con loro, cantavamo con loro, non avevamo nessuna paura dei tedeschi. Erano molto corretti. Quello che hanno fatto, sparato, ammazzato, sì. Ho sentito un tale, erano 2 ragazzi giovani che lavoravano in porto, c'è stato un bombardamento, disordine, hanno cercato di di rubare 2 sacchi di farina e sono stati ammazzati sul posto dalle guardie tedesche che li hanno incontrato, ecco. Però noi non avevamo paura, non c'era terrore, diciamo, ecco. E si parla qualche volta, non so. Anzi, erano simpatici qualche volta, sapevano fare. Invece qui giù c'era la caserma degli italiani, che si chiamava Comando Tappa, cioè quando arrivavano delle truppe italiane che erano poi destinate per l'interno, per la Jugoslavia, qui pernottavano, stavano un mese, oppure quelli che tornavano pernottavano qui un paio di giorni per tornare poi in Italia. Era un punto questo. Noi eravamo dentro giorno e notte, anzi ci davano, si chiamava la gammella, quella parte, quella come si chiama, c'è una pentola? Sì, così in forma un po' ovale, per tenerla bene così, per i militari. Se la davano, ci riempivano di minestra, così, pasta e portavano a casa. Quei tedeschi mai niente. Una volta un certo Fritz stavano scaricando così delle pagnotte di pane, nero come il carbone, e uno ha fatto questo, ma mi ha gettato uno, l'ho preso e sono scappato a casa. Questa è l'unica volta che ho avuto dei tedeschi, diciamo, perché c'era un'altra disciplina. E lì c'erano i rifugi, qui vicino, che nel 1944 continuamente venivano bombardate a Fiume, non so, 20 volte. Anche qui, davanti a questa casa è caduta la bomba. Io mi trovavo qui con mia madre, forse a 50 metri, non è successo niente. Però mi ricordo la scena, come è esploso, c'è stato un silenzio, le donne si sono tutte inginocchiate e hanno cominciato a pregare, come fossero in chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, io mi guardo. Poi allora un signore dice, su andiamo perché non si sentono più gli aeroplani, siamo scappati giù, non ci sono stati né feriti né morti, sono grande paura, ecco. E poi ci sono stati 2 bombardamenti di notte, che erano gli inglesi, e loro bombardavano con precisione, solo la parte industriale. Così lo abbiamo sentito, di giorno arrivano gli americani, di notte arrivano gli inglesi. Ecco. La nave che era qui, quella bananiera, Ramp 3, è stata bombardata di notte e noi guardavamo come bruciava fuori. Dal balcone della casa, giusto? Sì, dal balcone della casa, di notte guardavamo verso le 3-4 quando siamo tornati. E così che quella è poi la futura nave del Tito. Prima nave scuola, mi pare, sì, Gallup. E con quella si andava per moda dopo, però trasformata, non era più bananiera. Erano 4 bananiere, 2 rimaste in Africa che non potevano tornare in Italia e questa qui che è venuta qui, prima trasformata dai tedeschi in nave da guerra. Non era bananiera quando è stata attaccata, era nave da guerra. E mi dica un po' come erano organizzati gli appartamenti questi dove è cresciuto, dove è nato? Erano appartamenti dell'alta borghesia, giusto? Ma era anche piccoli privati, sì. Piccoli privati.
penso che quei sopra erano tutti insomma di proprietà privata, quelli sopra come siamo in Centocelle, penso. Sì, queste non so, questi erano tutti gli amici qui, ma per dire la verità non mi ricordo. In genere questo dove lei è nato erano appartamenti privati, moderni, proprio moderni per l'epoca, con come no? E come erano organizzati? Il riscaldamento, l'acqua potabile? Sì, il riscaldamento Gavembo, questo, il gas. Sì. Cittadino? Com'è? Il gas cittadino già Sì, quella volta come no? Sì, il gas cittadino l'ho messo già prima, come no? Sì. Era una specie di stufa che aveva una questa, se accendeva una specie di questo, non so, del tubetto, e poi se lo cacciava dentro, si apriva tutto questo, la fiamma si accendeva e riscaldava l'acqua per il bagno, non per il come si chiama, per il riscaldamento centrale non esisteva, però esisteva sì, questo tipo di... Certo. E i bagni, i servizi igienici? Tutti come chiesa adesso. No, erano già, come si chiama? All'epoca erano molto moderni, questo? Moderni, come no? Moderni sì. Fatta nel 18, dunque ci sono andato, avevo 14 anni, 15-16 anni in questa casa, ecco. Mia sorella del 27, dunque era altro che... Era il passaggio dall'Austria, l'estate terminale del 18, ecco, la fine della prima guerra mondiale. E quelle altre case operaie, quelle ultime, no? Quelle erano proprio case povere. Il gabinetto, sì, quelle ultime giù in fondo, che esistono ancora ora. Vis-à-vis c'erano come si chiama, le stalle con i cavalli. Il padre beveva, dunque non erano attivi. Erano poveracci, e uno di loro mi ha detto: oggi mi sento ben bagnato. Che ricordi ha del campo Cellini, che allora si chiamava in un altro modo, appunto, campo della... No, c'era ordine, si andava lì a vedere le partite di calcio, poi... partite di calcio, che ricordi ha delle partite di calcio? So che, bene, non molto, ma dico, era un calcio, diciamo, di tipo operaio. So che mi ricordo che mi dicevano qui c'erano due squadre che io quella volta ancora non seguivo, una si chiamava Gloria e un'altra Olimpia. La Gloria era di tipo come l'Inter, operaio. La Gloria era della borghesia, diciamo, ecco. Così erano, questo era l'antagonismo, perché la città di Fiume era una città di eccellente, diciamo, classe operaia. Rari erano i fascisti a Fiume, molto rari. Quelli nativi di qui? Sì, ma anche i regnicoli, come li chiamavano, facevano il proprio dovere, diciamo, quelli della finanza, quelli della polizia, ma non si sentiva il peso di queste, di quelli delle camicie nere, diciamo. Chi erano i regnicoli? I regnicoli erano quelli che sono venuti dall'Italia, non quelli del luogo. Ecco. E come erano? Benissimo, perché i genitori parlavano nella loro lingua, nel loro dialetto, invece i figli parlavano tutti in fiumano, sono ben aggregati. Tanto fa che in Raiola il padre parlava in napoletano, perché sono andato a casa sua, invece lui in fiumano e anche rispondeva in fiumano. Ma non era il caso solo di questi, era per esempio l'amico Zabo, che aveva il nonno ungherese, sono andato a casa sua, e allora vedo che il nonno gli dice 2 o 3 frasi in ungherese sulla spera, sai, strano, e lui gli rispondeva in italiano, poi diceva, ma lui parla una lingua strana, mi diceva così, e ti capisce? Sì, mi capisce, ma non so parlare. E lui anche capisce qualcosa, ma non sa parlare. Così che lui parlava in italiano e lui rispondeva in ungherese. Il nonno era un pezzo di uomo in un angolo così,
molto anziano, ex doganiere, ecco. Così che molti ungheresi sono rimasti qui, so che un ragazzo amico mio, Bohuni, padre anche ungherese, la madre fiumana, parlavano in fiumano a casa. Poi c'è Ratzenberger, che è diventato ambasciatore italiano a Praga, fiumano, e io andavo a casa sua qui in Braida, e la madre parlava fiumano e il padre, penso così, che lui ogni tanto diceva qualcosa in tedesco. Ecco. Ratzenberg era una famiglia tedesca qua a Fiume. Lui era il padre, però poi diventavano fiumani perché poi lui parlava proprio in fiumano, non parlava, la lingua comune era proprio il fiumano, cioè si assimilavano bene. La stessa cosa ho visto a Monfalcone, perché ho vissuto 5 anni a Monfalcone quando navigavo, ero lì. I ragazzi che erano di famiglie di origine meridionale parlavano il dialetto del luogo. I genitori continuavano a parlare il dialetto loro, pugliesi, campani. C'era uno, certo, Natali, biondo, una volta gli ho detto: Natali, tu sei un vero friulano. No, il padre ne si capivo. Questo era semplice. Ma no, ti scherzi, no. E un giorno arrivo, io ero primo ufficiale, vengo in cabina, vado lì, gli facevo il cuoco, secondo cuoco. Ecco, mio padre e mia madre, due anziani, piccoli moro, quei papi, buongiorno capitano, come va? Credo mica si capivi. E loro sorridevano, Cabibo, si chiamavano anche qui a Fiume, Cabibi. I meridionali. I meridionali, Cabibi. Non so perché, a Genova ho sentito per il fatto che tra gli arabi dico Habib, caro mio. Non so se li chiamano ancora così. Perché a Genova c'è una specie di disprezzo per questo, accentuato. A Fiume no. Perché navigavo, mi sono trovato a Genova. Addirittura un'agenzia dice: non imbarchiamo più pugliesi, può capire cosa è successo. E qua slavi ce n'erano? Sì, come no. Dove erano? Abitavano in questa zona? Sì, sì, ma... Della zona di Fiume o erano del circondario? Questo è un problema molto caratteristico di queste zone dove si mescolano le lingue, che questa nazionalità è molto labile. Nella stessa famiglia lì può trovare persone che fanno tifo e si sentono, diciamo, italiani, e quegli altri si sentono prima jugoslavi, non c'era ancora la moda del croato. A Susa che erano sempre bravi jugoslavi, anti-italiani. E poi il contado erano anti-italiani. Gli italiani erano antipatici oltre, sì, diciamo. Avevano anche imposto la lingua italiana per forza nei paesi qui di Gromnico e così avanti. Ma qua si sentiva parlare qualche volta in croato? Sì, si sentiva, ai fascisti non faceva piacere. Mi sono trovato una volta in Civitavecchia e ho visto un ragazzo dal quale sanguinava dal naso e aveva gli occhiali spostati così rotti. E mio padre dice: andiamo via. E poi sono venuto a sapere, lui si è espresso in croato a una di queste donne che portavano il latte, le carizze, l'ha parlato in croato, qualche cretino estremista è passato, gli ha dato fastidio e gli ha dato un ceffone. Ecco, c'erano anche queste cose qui, casualmente mi sono trovato lì. Ecco. Però la stessa cosa più tardi, al contrario. Gli jugoslavi con questo, parlava italiano, lì automaticamente era fascista, capisci? Lo combinavano. E si è trovato di fronte a situazioni di Sì, questo genere? mi sono trovato anche... Io sono andato qui in nautico e non ho avuto buon successo, diciamo numero uno perché ero discolo, uscivano, studiavo. E c'era anche un po' di antipatia per me, come fiumano, anche i professori. La scuola era tutta in italiano, in croato? In croato, tutto in croato. Prima, i primi anni, dopo la guerra, il 46, 47, 48, ancora c'erano molti fiumani e il nautico era ancora in italiano.
Poi hanno spostato il nautico a Bucari, che Bucari, per quello che concerne la Jugoslavia, c'ha una tradizione, parlo di Jugoslavia e anche Croazia. E già durante l'Austria-Ungheria c'era il nautico lì, come che c'era il nautico a Lussino, in italiano, il nautico a Fiume, anche in italiano, a Trieste. E così che... E quindi lei andava a Bucari, a scuola? No, io ancora andavo qui a Fiume, ancora era il nautico qui, poi l'hanno tolto. Dunque, io questo qui sono andato al 52, 53. Sì, 53, perché io ho iniziato alle scuole medie uniche, si chiamavano così durante il socialismo, in italiano, la scuola Cambieri, e poi più tardi, pensando che farò il marittimo, sono andato in scuola nautica e non era più in italiano, era in croato. Era già incroato dall'inizio? Sì, e andavo qui. E da che anno era questo? E questo era il 53-54. E quindi prima ha fatto le scuole, la Scambieri, sì, e prima ancora... Poi dopo sono andato in liceo, ho fatto fino al secondo liceo e dal liceo sono passato in nautico. Quindi ha fatto anche 2 anni al liceo? Sì, liceo scientifico. E invece le elementari dove le ha fatte? Com'è? Le scuole elementari? Le scuole elementari le ho fatte 1 o 2 anni qui dove c'è questo, la scuola nautica, si andava qui. C'era un maestro molto simpatico napoletano. Che scuola era? Non si ricorda come si chiamava? No. Però c'era la scuola dentro la stessa edificio? Sì. Erano assieme? Il piano in basso, il primo piano penso, così a destra andavamo, questa era la scuola elementare. Poi c'era il nautico assieme, nello stesso tempo era anche il nautico? Era il nautico, era sopra, i piani superiori. Prima era solo il nautico, vuol dire che durante la guerra hanno cambiato qualcosa perché per emergenza. E dopo siamo finiti, anzi sì, dopo in scuola qui, dove che adesso la scuola superiore nautica, Visha Pomorska. Ma era sì, che era la scuola l'Italia? Sì, sotto l'Italia. Tanto fa che si usciva, ci aspettavano i genitori fuori, si andava su una scalinata, la maestra usciva, diceva attenti, tutti attenti qua militari, e poi diceva saluto romano, tutti a mostrare il saluto romano, sciogliete le righe, tutti quanti correre verso i genitori. Ecco, così era la scena di questo. Qui vicino, dopo la squadra, non so come... Che poi dove è diventata la scuola Matteotti forse? Sì, la scuola Matteotti, giusto. E anche lei ha fatto, no, lei non ha più seguito la Matteotti, era già grande. No, io ho fatto anche la scuola Matteotti, e erano quegli anni che quando si scappava da scuola 1 o 2 ore, si scappava dentro in nella come si chiama? Noi la chiamavamo Chiesa degli Ebrei, che sarebbe la sinagoga. La sinagoga, che ancora era in piedi, l'interno era crollato perché i tedeschi avevano messo lì, perché qualcuno dice gli italiani, noi gli italiani non hanno mai toccato gli ebrei che erano qui a Fiume si conoscevano, nessuno, facevamo finta di non sapere che sono ebrei, i genitori, perché noi da ragazzi l'avremmo detto no. Invece il papà dopo una volta mi ha detto no, era che loro sono ebrei, perché è successo un caso, sono venuti i tedeschi e dopo 1 o 2 mesi un ragazzo che giocava con noi ma era abbastanza appartato, non contattava, suo padre non l'ho mai visto, era la madre e la zia, e un giorno vedo che lui sta con la zia e la madre che piangono, stavano piangendo e lui era tra di loro, i tedeschi caricavano queste... Le maestrezie? Sì, la roba, tutto quello che avevano. E così che da quel momento sono venuto a sapere che esistono anche degli ebrei, perché prima i genitori stavano attenti a non dircelo. E i tedeschi quella volta hanno cominciato a rastrellare, a prenderli. Mi ricordo un fatto brutto di sangue, nel 1944, c'era un bel giorno di sole, penso che era l'inizio del pranzo, così.
eravamo qui dietro la casa, a 50 metri da qui, e abbiamo sentito un colpo di pistola, poi un altro, un tale stava correndo in giù, lo guardavamo e in un tratto questo qui è caduto giù, a terra, e 2 in civile, vestiti di civile, sono venuti lì vicino a lui, uno aveva la pistola in mano e si è accovacciato per vedere, e l'ha preso per la giacchetta, qui per la spalla, e l'ha lasciato cadere. In quel momento sono arrivate delle donne, via, Pio, a casa. Era quel Marco Rems, quella è la strada, adesso porta il suo nome. Poi siamo venuti a sapere che era un ragazzo di 22 anni, che era collegato con i partigiani, col movimento antifascista. Lei lo conosceva? No. Poi sono venuto a sapere che sua zia lavorava in quella farmacia qui in Belvedere, lui è venuto lì a fare le visite, chissà qualche cosa. Quando è uscito ha osservato che sono 2 di questi questurini che lo seguivano, e allora ha iniziato a correre, quelli lo hanno seguito, siccome era giovane probabilmente non l'avrebbero neanche preso, e l'hanno ammazzato qui alla fine di quella scalinata. Dunque adesso c'è una lapide ricordo. Marco Remsa. Marco Rems. E il nome usato sarebbe Marco Rems. Rems, sì. Sloveno di origine, e questo posto è un posto sbagliato, perché questo mi ricordo bene, io non l'avrei potuto vedere se fosse stato ucciso sopra. Invece è arrivato lì, poveraccio, è caduto, era vestito in nero, questi tali erano in mantello, e questo gli è caduto il cappello, questo mi ricordo, questo sicuro, che non fantastico. E c'era anche la pistola in mano, come ha fatto questo gesto, qui gli è caduto il cappello, ecco. In quel momento sono arrivate delle donne lì, e via a casa bambini, perché ha visto che era il 44, dunque 10 anni. Ecco, questo mi ricordo. Sa, qualche volta anche i ricordi poi sono un po'. Sì, però questo l'ho tante volte ripetuto, e so che questo Emilio poi mi diceva: oh Madonna, ti ha visto che ha sparato, questo si parlava, poi era un fatto. In città non era che questi fatti non erano così, diciamo, frequenti, di sparatorie, non so. E si parlava di quelli che erano in bosco, dei partigiani? Sì, li chiamavano ribelli. E anche se si è venuto a sapere poi di Tito, ecco, ribelli, i partigiani. Però io come ragazzo così, attorno alle famiglie, non si sentiva molto, si sapeva che esistono. Poi c'era questa battaglia vicino a Fiume, molto diciamo combattuta, sono stati molti caduti, specialmente tra i partigiani, hanno voluto irrompere con violenza e hanno sottovalutato, così mi hanno detto, la resistenza dei tedeschi. E poi mi ricordo del 3 maggio, quando è stata come diceva mio padre, la cosiddetta liberazione, che, come si chiama, la notte c'è stata una forte esplosione, perché i tedeschi prima di uscire, prima di ritirarsi, hanno fatto esplodere la polveriera, e dei sassi grossi così sono arrivati fino a qua, vicino a casa nostra. E alla mattina, bellissimo tempo, il 3 maggio, con sole, e lì dove adesso è la bottega, lì c'era l'osteria, vediamo il primo partigiano, e c'è Silvano Bratto che dice: guarda, questo qua, vedi la stella rossa, era di Gromnico, parlava anche qualche cosa in italiano, il fiumano, così, questo è il primo contatto con i partigiani. Poi mi ricordo che sono andato una volta così per strada, dopo qualche giorno ho trovato un simbolo fascista, chissà per qualche cretinaggine, che eravamo tutti antifascisti, tutti erano ben educati, guarda cosa combinano, sono arroganti, e l'ho sommesso. E lì passava un gruppo di partigiani che venivano qui dall'interno, e vedo che tutti quanti guardavano verso di me, e certi anche ridevano, sorridevano. E finché è venuto un amico mio e dice:
tirate via sta roba, insomma, mi sono ricordato che mi sono messo questo simbolo del fascio, sai, l'ho trovato per strada, chi aveva buttato cretinate da bambino, capisci? E in principio erano simpatici i partigiani, diciamo, erano bene accetti perché fine della guerra, fame, bombardamenti, però questa simpatia non è durata molto. C'è stata subito prima di tutto mi ricordo che mio padre dopo mi aveva detto, dopo un giorno hanno trovato una persona, un fiumano, che era uno di quelli autonomista di Belvedere, buttato come un animale, ammazzato lì in angolo dove la riva Bodoli, lì stava. Si ricorda il nome? No, e lei era qua di Belvedere, non so se era come Bucic o così qualcosa, insomma, lui era antifascista, mal visto dai fascisti perché era autonomista, però vuol dire mal visto anche da quelli dal nazionalismo jugoslavo, perché anche quello era un nazionalismo, era assai poco socialista, diciamo, per mio conto. Così che anche quello già. Poi sono incominciato delle storie, è sparito, perché quando qualcuno spariva dalla circolazione non potevi neanche chiedere, non si doveva neanche chiedere, così ho sentito. E poi c'è stato il tempo nelle scuole del grande marxismo, e allora avevamo tutti, non tutti, ma tanti, io compreso grande marxista, filo-sovietici. Io, il mio amico Luciano Penco, Claudio Lussi, che è venuto da Monfalcone, comunisti, da lì sono arrivati qui. Siccome gli operai qui da Fiume sono andati via dall'industria del silurificio, dal cantiere, anche i portuali, in Italia, Fiume è rimasta senza manodopera, anche qualificata, e sono arrivati i monfalconesi. Lì c'era la crisi, il cantiere non funzionava, erano ben accetti, bravissimi, ottimi, veramente comunisti, posso dire, perché ne ho conosciuti. Era la scuola a Cambieri, alla scuola media si ricorda che arrivarono i figli monfalconesi. Sì, alla Cambieri. A Cambieri, sì, come no. Anche questo è Claudio, ma erano parecchi, erano molti monfalconesi, mi ricordo. Li trovava dappertutto, li trovava. E parlavano come voi perché lo stesso dialetto? Sì, più o meno il dialetto, sì. Qualcosa. Anche arrivavano da Zara, lì non c'era probabilmente la scuola italiana, zaratini arrivavano a Fiume. Con me in classe 2 o 3 zaratini. Poi da Laurana venivano con la Corriere ogni giorno, da Bazzia. Uno da Susac, Tomasini, penso che erano o commercianti o un'altra attività, però erano cittadini italiani in Jugoslavia, a Susac. E loro erano rimasti a Susac e venivano a scuola qui a Fiume. Loro erano rimasti cittadini italiani perché erano già cittadini italiani all'estero, già prima. Ecco. Senta, e si ricorda questo sia alla scuola elementare e poi anche alla Cambieri, i cambiamenti che c'erano, nel senso lei si ritrova bambino di lingua italiana in una scuola che diventa jugoslava, anche se di lingua italiana. Si ricorda che cambiamenti ci furono tra una scuola che era quella di prima e quella di dopo? Lei, per esempio, sì, a maggio già ricominciò ad andare a scuola, giusto? Subito dopo il 3 maggio fece un mese di scuola. Sì, sì. E si ricorda? Non era subito un cambiamento repentino, no. Diciamo abbastanza dolce. Penso che sì, noi avevamo il croato, non so se quella volta ancora dicevano serbo-croato, perché dopo l'avevamo come 2 o 3 ore alla settimana, come lingua straniera, appunto quel tale Kovacic. E questo Kovacic era anche nelle scuole elementari con me, eravamo assieme. E mi ricordo che lui, si dice qualche volta che italianizzavano per forza il cognome, non è vero? Perché lui c'era il Kovacic con la K
E la maestra gli chiedeva: come finisce la tua il tuo Kovacic? Con la CH o con la pipa? Allora poi a casa: cosa vuol dire pipa, papà? No, lui diceva: con la pipa, allora, con l'accento. E penso che sempre tutti i documenti siano scritti Kovacic, quel padre che era di Susak. Erano però cittadini jugoslavi, non erano cittadini italiani loro. No, erano cittadini italiani, sì, perché la madre era fiumana, il padre, se era jugoslavo in Italia, questo non lo so, ma lui parlava a casa con la mamma in fiumano, perché lui parlava normalmente fiumano. E il padre era di Susak? Il padre era di Susak, non l'ho mai conosciuto, perché c'erano questi di Susak che parlavano bene in dialetto, quelli cittadini proprio di Susak. E in classe si ricorda quindi queste lezioni di croato, questo compagno Kovacic già sapeva il croato? Lui sapeva bene il croato, sì, lui sapeva bene il croato, e so che lo lasciavano anche in pace perché lui non aveva molto da spiegare, no? E gli altri, insomma, era una lingua straniera per noi, si faceva fatica. Per noi era anche faticoso parlare in italiano, perché una volta che inizia a parlare in dialetto, anche a Napoli probabilmente, è difficile poi entrare, perché entra dentro nelle... Ma c'erano reazioni rispetto a questo fatto che bisogna imparare il croato, tra bambini, si ricorda? No, non ho sentito, diciamo, discorsi così brutti. Neanche contro la maestra? C'era uno... Sì, la maestra, c'era una di Susak che era molto simpatica, si chiamava Rusic, e so che noi molte volte la accompagnavamo anche fino al ponte di Susak, e così. Allora lei diceva: no, non si dice così, cambia, come si chiama, la pronuncia, e noi apposta poi sbagliavamo per farla un po' arrabbiare, così. No, non c'era quell'astio. C'è ancora bambini, chissà, non abbiamo visto, sentito delle cose spiacevoli. Forse anche i genitori non le facevano sapere. E lei ha detto che, prima ha accennato a questa cosa, lei si trovò bambino italiano, sì, poi fu coinvolto da questa atmosfera di questo comunismo, sì, che veniva sì, in classe. Sì, eravamo entusiasti, certi, di questo marxismo, perché noi avevamo come libro di lettura la nascita di un mondo nuovo, questo di un autore marxista americano che ha vissuto in Unione Sovietica, e questo ci ha molto entusiasmato, cioè questo antifascismo, antinazismo, questa, diciamo... Questo sempre alla Cambieri? Alla Cambieri, sì. E così che noi specialmente c'era una nostra professoressa, Milena Lekovic, che il padre è montenegrino e la madre napoletana, anzi lì di Formia, lei ci dava sempre insisteva sul marxismo, e noi l'abbiamo molto seguita. E siamo rimasti addirittura filo-sovietici quando la Jugoslavia ha cambiato rotta nel 1948, e noi eravamo, diciamo, questo gruppo piccolo di amici di scuola, filo-sovietici. Tanto fa che io sto attento a cosa che ti parli e così avanti. Perché io poi ho avuto, diciamo, noi in famiglia abbiamo avuto una brutta esperienza, perché mia sorella si è, diciamo, fidanzata con un italiano siciliano di Catania che faceva il professore qui, non so se era ex partigiano, comunque grande filo sovietico. Non si ricorda del suo nome? Come no? Questo. Dopo è diventato marito di mia moglie, di mia sorella, sì, Musumeci Gustavo. E lui poi si è collegato con altri italiani che erano della stessa, come si chiama, c'era un certo Dal Ponte anche, qua a Friulano, e si sono organizzati
un gruppo di italiani, anche certi ex partigiani italiani che sono venuti qui in Jugoslavia, certi falconesi che simpatizzavano l'Unione Sovietica e Stalin, e attraverso questo Dal Ponte arrivava una stampa italiana, in italiano, stampata a Praga, filosovietica, in italiano. E me la sono trovata io a casa, mi hanno detto: guarda, uno dei nostri è stato arrestato, era un bosniaco di Sarajevo che era venuto a mettersi in contatto, anche lui filosovietico ovviamente. E siccome l'hanno messo in galera, hanno sospettato che potevano venire, mi hanno dato questo mazzo di giornali, e c'era Novi Poročevalec in sloveno, cioè Poročevalec in Slovenia, filo titino, Novi, nuovo, filo sovietico, Nova Borba, Novi Vjesnik. Questo mi ricorda che ora non sapevamo né leggere né croato. Me li sono preso e portato in soffitta in un posto difficilissimo, nascosto proprio come ad arte. E però sono venuti a sapere e sono venuti a casa nostra. Per fortuna uno di questi della polizia era figlio di un amico di mio padre. Siccome mio padre aveva fatto un favore a loro, aveva nascosto suo padre durante il fascismo. Suo figlio si è ricordato, è stato molto gentile con noi. E allora è venuto, prima l'hanno messo in carcere il futuro marito di mia sorella, non erano ancora sposati. E poi sono venuti a casa nostra, lui, Ružić si chiamava, e un altro con lui. E stavano interrogando mia sorella in quella stanzetta, adesso. Poi mi hanno chiamato e mi ha detto mia sorella: guarda, sai i giornali, portili su. Mi dico: ma che giornali? Faccio il furbo. Dice: non sta a fare il furbo, sa tutto. Cosa sa tutto? A me non so che dei giornali ti parli. No, proprio così. Dici, allora lui si dice: Lalo, andiamo a mia te, perché mi chiamavo Lalo, familiarmente. Lalo, andiamo a mia sorella in questo, per lui parlava in italiano, bene in fiumano. Andiamo sopra in soffitta, te me li consegni. E allora siamo andati sopra, e la signora che era lì, ha preso questa porta dove che la soffitta, era quella tale che stava attenta alla casa, è uscita a chiedere cosa succede, perché ha sentito il rumore. Questo tale che era con lui, l'ha buttata dentro, l'ha cacciata in un modo brutale da far spavento. Allora io sono andato sopra, ho preso questi giornali, lui rideva addirittura, dice: Madonna, te li ha nascosti così bene che non li avevamo trovati in un anno. A me niente, però mi hanno portato giù, hanno dovuto portarmi a farmi un piccolo interrogatorio, e là ho visto anche delle scene, gente con il naso rotto, sanguinante, che passavano quella Casa Rossa in via Roma. E niente, mia sorella non è stata in galera, a lui l'hanno messo in galera, hanno fatto come si chiama, in tribunale, ha preso 5 anni di galera. Però anche questo tale, penso che lui si abbia molto aiutato, non è finito nell'isola, come si chiama? Calva, Oliotok, però è andato in un posto al confine con la Serbia, e lì non era quel regime che era qui, dunque nel 1953 è morto Stalin. Dopo un mese che è morto Stalin, lui è tornato a casa, hanno liberato. E Musumeci poi è uscito e ha permesso di, si è vestito proprio come Dio comanda, bene, elegante, hanno permesso.
mia sorella pure, e il poliziotto, il milizionario, era 100 metri da noi dietro, e allora io ero con loro assieme e questo è stato, diciamo, siamo entrati nell'ufficio, questo ufficio era nel grattacielo di Fiume. L'ufficio dell'anagrafe, dove era il matrimonio. Giusto, e questo milizionario stava fuori, molto discreto. Ma Musumeci quindi non si sposò con sua sorella durante No, la... quando questo, perché lui era, prigione. loro erano fidanzati. Lei riuscì mai ad andarlo a trovare in quei 5 Sì, anni? lei è andata lì a trovarlo. Zvornik forse? O dove? No, aspetti, questo si chiama un posto sopra, penso che sia al confine con la Serbia, un piccolo posto per un grande carcere, e so che raccontava lui più tardi quando sono entrati questi diciamo filosovietici che erano cominformisti, in croato informirovac, sai, c'era il Cominform, questa organizzazione mondiale centrale a Mosca. E allora cosa volevo dirle? Lui, questo milizionario, il poliziotto, aspettava fuori, poi quando abbiamo finito il milizionario è andato davanti a noi, anche 100 metri, noi l'abbiamo seguito, l'abbiamo accompagnato fino alle scale del carcere e lì si sono salutati. Poi dopo un paio di giorni l'hanno portato sopra in questo posto, adesso mi dimentico. L'epoca forse, no? No. Bielina. Come? Bielina. Non è Bielina. Comunque questo successe durante la sua permanenza là e ebbe la possibilità di venire a Fiume per sposarsi, quindi. Lui non era ancora, diciamo, non lo avevano processato, era in galera, ha preso 5 anni di questo di condanna. Adesso il Rusic si è proposto: se vuoi puoi sposarti. Loro hanno accettato, si sono sposati in modo molto civile, senza nessuna paura, pressione, tanto fa che lui sorrideva, tutti quanti erano così felici, diciamo, addirittura mi ricordo che non eravamo stressati, logico, triste perché il fatto così, ma ormai e poi l'abbiamo accompagnato, la sorella mia e io, fino al carcere, d'entrata. Ma sorella, però mia sorella ha avuto poi delle conseguenze, perché lei era insegnante a scuola italiana, l'hanno cacciato via. Anzi, tutte le colleghe e tutti i colleghi evitavano di salutarla. E poi gli hanno offerto un lavoro, però per loro degradante, dove c'è l'ex, come si chiama, cinematografo Garibaldi. Vis-à-vis c'era una pasticceria, l'hanno messa a lavorare lì, in pasticceria, e mia sorella ha accettato. Ogni giorno io andavo da lei a accompagnarla giù e accompagnarla a casa, perché ci sono state anche gente delle nostre, fiumani certi, o anche questi, qualche monfalconese, che offendevano, Venduta, robe simili. Si sono comportati in certi modi molto sporco. Le persone proprio. Sì, persone, tra questo, sì. C'era la paura, va bene, non dovevano comunicare, non dovevano farsi vedere, a parlare con lei, perché allora era sospetto. Per andare in galera non si voleva molto quella volta, bastava che qualcuno gli faccia un colpo d'occhio, gli dica qualcosa, guarda, l'ho sentito parlare. E lei era sorvegliata, la sorella? Sì, ovviamente sorvegliata, sì. Però andava a trovare il Sì, è andata a trovare 2 volte. Perché era già sposata, quindi aveva il diritto, sì, di andare. E cosa diceva quando tornava? Raccontava? No, diceva che non sta male, che gli hanno dato anche la libertà di uscire lì in questo spiazzale con lui, di passeggiare. Anzi, quando è arrivata alla stazione ferroviaria, non c'era un taxi quella volta, ma c'erano quelle carrozze all'antica, tipo ungherese, sa, col cavallo. E allora un tale dice: vai, va, ragazza, le dice: vado lì perché mio marito, per Dio, dice: vai, monta.
E quando sono andato lì dice, ma no, cosa vuoi pagare? Tanto ho fatto una passeggiata con te, avevo un po' parlato. Molto gentili, ha detto, dove che la trovavano non avevano una versione. Anche sua sorella aveva imparato ormai il croato. Sì, come no. Ma il fatto era interessante che lui ha raccontato dopo, quando sono entrati loro, questi carcerati da Fiume filosovietici, dentro c'erano quelli ex ustashi e cetnici, cioè nemici dei partigiani. Allora loro ridevano, vi hanno messo a posto anche voi, ecco, vi state scannando tra fratelli, li prendevano in giro ancora, capisci? I suoi compagni da Fiume, sa chi erano, che esperienze avevano avuto, i compagni di Musumeci in carcere? Certi, per esempio questo qui anche ha fatto una galera più lunga, c'era uno che lo chiamavano Topo, lui era un ex del partigiano romagnolo, e mi sembra che lui abbia fatto fuori qualche fascista, e quelli che hanno commesso dei fatti simili dopo la firma di pace, allora erano considerati criminali. In Italia quindi non poteva tornare in Italia. Non poteva tornare in Italia. E però fu stalinista. Lui voleva, interessante, loro volevano andare loro sono dichiarati subito non nemici, ma dice, noi siamo di quell'idea, mi ricordo, vogliamo andare a Praga. Lì c'era un gruppo di italiani che stampavano giornali filosovietici in italiano, e un'organizzazione dei comunisti italiani, e loro volevano andare a Praga. Non gli è stato permesso, ha detto no, voi siete venuti dall'Italia, tornate in Italia, sapendo che in Italia aspettava la galera. Quindi hanno rimandato in Italia? Non l'hanno mandato, lui non ha voluto andare in Italia. E qui si sono organizzati e li hanno presi, sono finiti in galera. Era questo Dal Pont, era questo Topo, questo era il nome del partigiano. Non Topo. sai il cognome suo? Sì, sapevo, perché lui poi si è sposato con una signora che io conosco, anche partigiana jugoslava, quindi Susak, brava persona, e c'aveva un figlio, a Susak, che poi era marittimo e poi è morto a bordo, così, un bel ragazzo, molto coraggioso come il padre. Tutti lo chiamavano l'italiano, questo tale, perché lui era un tipo, questo Topo tremendo, perché io ho seguito il tribunale un parecchi giorni, queste discussioni che erano. Il processo? Sì. E allora era lo stesso processo Dal Pont? Anche erano uno per uno di questi. Tanto fa che io ero con un amico questo, Lucy Claudio, un falconese, e tutti quanti più o meno riconoscevano, sì, voi ci avete qui in Jugoslavia accettato e noi invece non siamo ben comportati così. Invece Topo, tutto il contrario. Allora lui ha preso, non so, 10 o 15 anni. Lui dice, no, voi siete figli di buona donna, li siete venduti agli americani. L'Unione Sovietica, loro sono i comunisti, voi siete venduti per 2 soldi. Madonna. E quello è l'avvocato che era così per fortuna, dice, taci, stai buono, ti capisci, stai calmo. E loro sono vendicati, ha preso. Poi mi sembra che poi comunque lui anche lo hanno liberato, non so quando, non è tornato qui, ma è andato in Cecoslovacchia, a Praga. Ecco. E Dal Pont? Sa qualcosa di Dal Pont? L'ha conosciuto? No, lui era anche insegnante, era una brava persona. E lui che faceva la spola, lui andava in Friuli a prendere questa stampa, diciamo, filosovietica, arrivava dalla Cechia, dalla Cecoslovacchia in Italia, lui la prendeva, andava a piedi oltre l'Isonzo, perché dopo siamo venuti a sapere con quel freddo d'inverno, le portava qua e poi col treno arrivavano dalla Slovenia a Fiume e poi dividevano questi giornali. Erano questi 3 giornali che mi ricordo bene, anzi c'era una vignetta che mi ricordo bene, che era sulla Nuova Borba, c'era così un disegnino
Tito che sta nuotando, diciamo, e una mano che lo sta premendo per soffocarlo, e qui scrive il popolo jugoslavo, narro di Jugoslavia, e lui che scrive aiuto, aiuto. Ecco, questa vignetta era sulla prima pagina di uno di questi giornali, Nova Borba o Novi Viestek. Ma questo processo che lei ha detto che seguiva, dove? Allora, qua in questo, nel tribunale del Fiume. E andava? Sì, andavo. Era Aperto, e come no? Era anche un tale Don Falcone. Venduti, viva la Jugoslavia, faceva le scene. Non era a porte chiuse, era aperto al pubblico. Al pubblico, sì, noi siamo entrati, sapeva chi che siamo. Era così carico di gente dentro. E cosa diceva la gente? Ma mi penso che quella volta mi mantenevo con questi ragazzi che erano tutti quanti filosovietici, diciamo. Allora, non so, la gente stava attenta, quella gente più anziana, adulta, matura, stava attento a ogni parola, perché là era spionaggio molto, diciamo. Ed era ancora... Che anni erano però questo? Questo deve essere il 48-49, così. Cioè, l'anno quasi stato, il distacco era il 48. Ma era lo stesso serie di processi in cui c'erano tutti quanti loro assieme? Sì, uno a uno, anche due una volta. Mi ricordo de Topo, mi ricordo di Gustavo Musumeci, e non so, è un paio di giorni, sì, un paio di giorni ha durato questo processo. Il minimo era, mi sembra, 5 anni. Dopo sembra quasi 15 addirittura, perché non pentito. So che c'erano certe domande, per esempio, come mai, cosa credevate che con questi due, perché erano gente anche del cantiere, con quella piccola paga, chiede questo. Sì, perché era il traduttore, c'era il traduttore. In che lingua era il processo? Il processo era in croato. Il traduttore era quel simpatico professor, come si chiama, che ha scritto 7 bandiere. Lui era sposato, ex partigiano in Italia, sposato per una marchigiana, e la signora era qua. Lui era molto simpatico, uno qua, Čakavac, bravo, letterato. E tanto fa che quando dopo esagerava, lui cercava di non tradurre proprio tutto, di evitare. E lei questo ovviamente lo capiva? Ma anche però poi è stato cambiato questo tale, perché pensa che ha capito che prima di lui era un anziano, prima di questo Compagnet. Era il traduttore? Questo qua era, sì, letterato, questo tale brava persona, parlava l'italiano come un italiano, perché ha vissuto in Italia, ha fatto il partigiano con il... E poi fu cambiato Compagnet. Prima Compagnet ha cambiato un tale che era molto anziano, e allora è successa una cosa molto, molto particolare e ridicola. Si è addormentato durante. Quello dice, cosa ha detto? E lo lascia in pace e pensava. Noi stavamo a pensare, vediamo cosa dice. No, non diceva niente, perché dice, sta pensando. Non ha pensato, si è addormentato. Nel secondo giorno arriva il Compagnet. La condanna, ha detto prima, 15 anni, da scontare dove? Questo non mi ricordo se dicevano subito dove doveva scontarla. Penso che qualcuno sia finito all'Isola Calva. E quegli altri siano in altri posti. Ecco, Gustavo è finito lì, che adesso mi dimentico, ma è un posto conosciuto già durante la Jugoslavia, diciamo, del questo. Come prigione? Del Regno. In Slavonia comunque? Sì, Slavonia, penso lì, confine con la Serbia deve essere lì. E mi dica un po' come reagì il pubblico alle condanne?
Niente. Niente? No, guai a dire qualcosa. Tutti quanti sa di essere sotto controllo. Era un controllo molto minuzioso, feroce, perché poi andando a scuola giù in Montenegro ho sentito le storie, perché in genere molti montenegrini erano filo-sovietici, molti. E allora so che un tale mio amico, un certo Martinovic Costa, ha detto lui si trovava a Belgrado e si è venuti a arrestare suo zio. De notte che ha battuto, come che ha aperto la porta, lo ha preso per i capelli e lo ha trascinato fuori, senza nessuna parola, in piena notte. De notte veniva, de notte a prendere sorpresa, così, in modo molto brutale, molto brutale. E il processo, per curiosità, veniva registrato, audio? Ma quella volta penso che si scriveva a mano, sì, la voce lo faceva il report. Sì. E quando lei leggeva la voce del popolo, cosa pensava? Era fedele quando riportava? La voce del popolo faceva quello che gli era dettato. Non poteva, era filo titina, ma non poteva dire mezza parola. Guai, sospetto. Essere sospetto significava essere al minimo buttato fuori dal lavoro. Per non dire la galera. Tanti finivano in galera per cose minime. Era proprio un attrito tremendo. Era la paura di questo, di un colpo di Stato filo-sovietico, perché specialmente delle parti lì dove si serbi e questo qua, c'è tante persone, anche tra i partigiani, che l'ideale era la Russia, l'ideale era Stalin, quello che libera tutto il mondo, quello che ha vinto il nazismo, il portatore della libertà, il portatore del socialismo, del benestare. Quindi lei consegna questi giornali, quanti anni ha allora? Quella volta, pensi, questo era 48, 49, 14, verso i 15. Registravo bene quella volta. E si ricorda se questa cosa, perché lei aveva queste idee, come ha detto lei, per Stalin, si ricorda se in quel periodo cosa successe, quindi se lei questa cosa la visse con grande trauma, si ricorda? Sì, c'era una specie di tristezza, come mai due paesi socialisti, due paesi antifascisti, che hanno fatto la guerra assieme, vanno in litigio. Una cosa inspiegabile. Quelli che erano qui italiani per lo più non sono venuti qui per la Jugoslavia, sono venuti qui per il socialismo, che molti jugoslavi non capivano questo qui, non capivano. Ecco l'esempio, io poi ho navigato, sono stato 5 anni a Monfalcone, ho incontrato gente anziana che erano partigiani, anche quei sloveni, e mi ha dato fastidio quando sono arrivati i partigiani, e io giovane anch'io ero tra i partigiani di Garibaldini, scrivevano sui muri "tu kai je Slovenia", qui è Slovenia. Dice no, tu kai je Jugoslavia, lui diceva, noi vogliamo qui la Jugoslavia, non la Slovenia. Lui non capiva che questo nazionalismo, patriottismo, locale, sloveno, perché il contado attorno a Monfalcone sono i sloveni, non capiva. Vuol dire che questo era già un modo differente di percepire il socialismo. E lei a scuola non ebbe conseguenze, aveva paura di parlare a quel punto di queste cose? Ma sai, ragazzi, non c'ha questo il senso della misura. Tanto fa che poi sì, ma c'erano anche persone più anziane che non avevano capito. Qui c'era una sala di lettura non lontano e noi andavamo lì perché c'erano delle molto rare quella volta delle riviste italiane. Una era, mi sembra, Scienza e Vita qualcosa, e veniva mensilmente, e lì c'era il quadro di Stalin, quadro di Tito e così. Quando c'è stata questa rottura, io entro lì e guardo, vedo ancora che sta appeso a Stalin.
noi diciamo a queste persone anziane, guardi che lì questo qui sarebbe proibito. E lui dice, ma cosa ne parla? La stia zitto. La offende il compagno Stalin. E lui dice, ma lei non la sa cosa è successo? Lui era fuori, io non vedo. Veniamo dopo un giorno, dice, ragazzi che aveva ragione, silenzio. Vuol dire che è andato a chiedere qualcuno o avrà detto a casa. Sai, c'è avuto un gruppo di ragazzi, hanno detto che Stalin non sta bene lì, e hanno detto, ma cosa tiene ancora Stalin, insommato? E quindi... No, cioè, come? Ma qui dopo subito, come mio padre diceva, la cosiddetta liberazione, qualche volta diceva, va bene. Il Palazzo Adria, sai, verso questo. Lì c'erano tutti, come si chiama, i quadri fatti dai fratelli Stipano, qui vis-à-vis, loro lo facevano, bellissimi. Allora c'era Marx e Engels, poi Stalin, Tito con tutto il comitato. Comunque, far questo, quante repubbliche, tutta la facciata era piena di questo, carica coperta di ritratti di questi dirigenti, del maresciallo Tito, del maresciallo Stalin, come era, sì. E poi c'era una specie di come si chiama, arco, hanno fatto un arco di legno, ben fatto, lì vicino dove adesso è la banca, diciamo sempre Riesca Banca, che è la Erste Banca in piazza. No? E allora c'era, che stava posato su due incudini, fatti ben fatti, così, con la stella rossa. Così. Allora, so che passaparola era, proprio quel fiumano che passa sotto l'arco partigiano. C'era già una versione, perché la gente continuava ad andare via in Italia. Questo che a me, non so, non era chiaro, anche se noi eravamo come, diciamo, idealisti per questo marxismo, come mai la dirigenza socialista comunista si lascia perdere una classe operaia fiumana, che era una classe operaia eccellente, bravissimi operai, ordinati, che sono quelli che sono andati in Italia, sono finiti a Torino, alla Fiat. So che certi, bastava dire, guardi, sono stato impegnato, ho lavorato al sigurificio, basta così, entra, non occorreva a chiedere troppo, erano conosciuti come bravissimi tornitori, bravissimi operai, disciplinati, ben educati anche. Adesso è una grande disciplina questo, il sigurificio, il torpedo che adesso. Mi sembra strano come mai, ma più che socialismo era nazionalismo. Meglio che se ne vadano. E la sua famiglia decide di rimanere? Sì, perché noi avevamo questi, come si chiama, queste abitazioni, eravamo interessati, il padre a ricevere qualcosa. Ha salvato, penso, uno, e questo secondo qui. Adesso, ancora oggi sto combattendo per qualche... No, è la stessa gente. Non è il sistema, è la persona. La persona. Se lei ha un svedese, norvegese, sopra anche tedesco, gli dà una proposta sporca, e lui lo guarda, dice cosa sta parlando. Invece qui apertamente... arrangiati. E il padre come si è trovato in Jugoslavia? Molto rattristato. Dopo ho capito che molta gente hanno perso, diciamo, la voglia di fare qualsiasi cosa, è stato proprio uno shock. E quello che adesso vedo tra certe persone che sono di origine serba, che si trovano qui, è lo stesso shock. Si trovano stranieri a casa propria. Addirittura stanno attenti come parlare. Loro non possono dire, diciamo, August, capisci? Ma devono dire Kolovos, in croato, se no qualcuno lo riprende. Allora, per non dire uno dell'altro, dice osme mese, che sarebbe l'8° mese, poi ve ne fregate. Io li conosco. Allora,
so questo tipo di E a lei è successo qualche episodio in cui l'hanno ripresa che parlava italiano negli anni successivi? Sì, qualche volta. Una volta mi ricordo quando c'è stato un grande subbuglio quando Trieste è stata, diciamo, consegnata all'Italia. Quella volta sono state delle come si chiama, delle grandi manifestazioni, sì, allora erano in proprio, Piazza Adria. sì, addirittura pericolosi. Sono proprio... Che cosa accadde? Come? Che cosa accadde? Accade che, per esempio, c'erano un paio di giorni e non lavorava nessuno, continuamente fuori a urlare, morta il fascismo, così avanti. E so che io, passeggiando giù per il corso, ho incontrato dei marittimi italiani, erano siculi, simpaticissimi, andavano in posta e parlavano ad alta voce. Allora li ho ripreso: dove siete? La nave è qui, questo arriva a Bodoli. Ho detto: andate subito a bordo, silenzio. E perché mai? Se io non ho fatto male a nessuno, dice: vi accompagno fino a lì, silenzio, perché è molto pericoloso, stanno facendo un gran casino. Dico: perché c'è qui questioni politiche, Trieste e così avanti. E poi ho detto a un amico: hai fatto bene. Sai cosa è successo? Hanno dovuto levare la scala perché volevano entrare dentro una massa di gente da bordo. Non so cosa fare, picchiare la gente, non so cosa, capisci? Erano lì ormeggiati, arriva a Bodoli, una nave mercantile. Ecco. E lei le è successo qualcosa in quei giorni che ricordo, oppure dopo? No, quei giorni no, però penso che si stava attento a non parlare ad alta voce in italiano, penso così. Non mi è successo niente, ma mi è successo parecchie volte a sentire cose così sgradevoli. Per esempio una volta stavo alla cassa di un cinematografo qui, dove il teatro Fenice, e la cassiera era fiumana, la madre di un mio conoscente, un mio amico. E allora ho detto, allora questo tale vicino a me: come mai? Dice: cosa vendono biglietti italiani qui? Sai, perché io ho detto la media 2, questo, non so. Questo qua era uno della Wisła Pomorska, questo tale, Dalmato, Spallatino, me lo ricordo bene perché lo conoscevo da questo di vista. No, è successo parecchie volte. Le può trovare anche adesso. Per esempio una volta mi sono trovato a Capodistria in fila, e ho detto: una signora, guardi che sono io adesso in questo. E lei mi risponde: Tukaj je Slovenia. È andata, noi eravamo in fila e è andata davanti a me una signora a Capodistria, penso poi. Dunque questo nazionalismo o patriottismo esagerato esiste nel mondo. E non in tutto il mondo, interessante. Io come marittimo ho navigato molto con gli algerini. Ho trovato gli algerini, parlano il francese come che fosse lingua loro. Mai non ho sentito qualche cosa di sgradevole vis-à-vis la lingua francese. Guarda la TV, l'ho guardato io, algerina, stavano parlando dei dirigenti, di commercio, non so, di tante cose, parlano un arabo loro, particolare, poi uno dice una parola in francese, tutti continuano a parlare in francese. E guardi che loro hanno combattuto una brutta guerra contro i francesi. Chissà, vuol dire che non è tutto il mondo uguale, proprio uguale. Ma alla scuola nautica, all'istituto nautico, era già in croato, sì. E si sapeva che lei era un fiumano, sì. Di lingue. Come questa cosa era l'unico? No, c'era ancora un mio amico, un certo Fattori Giorgio. Lui ha anche avuto certe volte così, lui si è tirato bene perché era anche più bravo di me, vuol dire, anche così. Io ho avuto, non era che solo questione di lingua, io ero un po' discolo, non studiavo bene, e mio padre ha fatto un colpo molto interessante e bravo. Conosceva una persona delle Bocche di Cataro e dice: guarda, mandalo lì, lontano da casa, lontano da questo gruppo di ragazzi, vedrai che lì le persone sono gentilissime, non darà fastidio anche se parli di italiano. Io sono di lì. E lui, 1, 2, 3, mi ha fatto questo, mi ha mandato giù. Mi ha accompagnato, mi hanno accettato, dovevo fare il compito, diciamo,
le ragioni per quale voglio diventare marittimo in croato. Lì si poteva scrivere in caratteri siciliani e in latino. Io ho scritto 5 parole e quello dopo il direttore dice va bene, sei sentato, bravo, sei marittimo, passiamoci sopra. E quella di serbo-croato mi ha detto guardi, lei fa sta fatica a parlare, io le do tempo, quando lei prepara una poesia e me la recita, ecco, iniziamo col serbo-croato. Per adesso vado con calma, gentilissimi. Questo a Cattaro? A Cattaro, Montenegrina. Quanti anni aveva? Questo era il 54, 20 anni. E dunque con 20 anni è andato giù a Cattaro, a fare la scuola marittima. Marittima, sì. Riprendere in questo in ritardo, perché avrei dovuto andare 2 o 3 anni prima, invece, perché l'ho già diciamo, perso, prima di questo ero in liceo, dopo il secondo anno sono staccato il liceo, sono stato qui in nautica, è andato male qui, sono andato nel Bocca di Cattaro e sono rimasto lì 4 anni. Tanto fa che dopo il secondo anno volevo tornare, dice, neanche per idea, ti torni giù. Tanto fa che mio padre, quando è andato lì al direttore, non me lo rimandi a casa. Erano gentilissimi perché poi stavo un paio di mesi, metà anno, o qualche volta tutto, nell'internato lo chiamavo, che erano tutti assieme, 200 ragazzi da tutta la Jugoslavia, dalla Serbia, bosniaci, montenegrini, catarini meno perché loro erano lì di casa, capisci? Ma posso dirle che erano gentilissimi. Poi mi riprendevano se sbagliavo qualche cosa in serbo-croato, ridevano, ma non per fare questo, per prendermi in giro, così con simpatia. Quando c'era qualche, diciamo, festa nazionale, 2 o 3 giorni non si andava a scuola, i montenegrini, dai, vieni a casa mia che mia madre prepara qualcosa di buono, capisci? Così ci stacchiamo del mangiare che abbiamo qui, capisci? Gentilissimi, mai non hanno detto mezza parola. Si è trovato bene giù? Come? Sì, mi sono trovato benissimo, mai non ho detto mezza parola. C'era una comunità degli italiani? Si sentiva poco, ma però c'era della gente, perché una volta uscito da una casa, era vicino a quella famosa chiesa di San Tripun, Trifone, Sveti Tripun. Ho sentito delle signore anziane che parlavano in veneto. Allora mi sono avvicinato, sono stato forse alle 7:30, alle 8 devo essere già a scuola, in velocità. Ma signora, come bella, parla bene italiano, come cosa vuol dire io? Parlo catarino, mi dice. Mi sono filmato, sì, ma voi parli un po' differente, così, la lascio in pace, sì, noi andiamo insieme, andiamo questo, a ascoltare la messa, e io amico, continuavo la strada per andare a scuola. E cosa che volevo dire? Interessante che poi in quella chiesa mi sono entrato e c'hanno un altare per gli ortodossi, in chiesa cattolica, e lì si trovano, ciao, come va? Si danno una mano, non esiste astio fra di loro. Una cosa interessantissima. Sì. E praticamente si sentiva ancora sempre questa impronta veneziana. Sì, come no. E sì. si ricorda magari... Loro, i catarini, sono differenti dagli altri come comportamento, come educazione. I montenegrini li chiamano un po' con disprezzo latini, non li dicono italiani, latini. Capito? Certo. Ecco, è una vecchia, diciamo, un'espressione montenegrina per quelli della costa, perché dopo sono venuto a sapere, lì c'era l'Albania Veneta, la chiamavano. Ecco. Poi i film sovietici che dovevamo guardare dalla scuola, noi ci portavamo, ne portava insieme Fenice, era il 1° maggio del 46, mi sembra. Il 1° maggio era la parata della vittoria dell'Armata Rossa e la parata. E quella volta già i filmani avevano le scatole piene, tutto questo. Allora vi ricordo, eravamo nel cinema La Fenice, che dopo ha preso il nome Partisan, e tutti quanti a fischiare. Una cosa incredibile adesso. A fischiare. Allora, accende le luci
E il professore da torno non sa fare i cretini, cosa che dice questo, disciplinati di nuovo. Curo, di nuovo il film, di nuovo fischi. Una cosa incredibile, perché i fiumani si è trovato quasi completamente anti-jugoslavi. E questo si è dimostrato in una cosa che mi ricordo bene. Quando era la festa di San Vito, un'enorme massa di fiumani, uno dei cittadini con una croce e seguirli da San Vito, gli ha fatto questa processione fino alla chiesa qua come si chiama? Dei Cappuccini. Enorme, tutta la piazza piena. E adesso non mi ricordo di aver, agli altri mi aveva detto guarda, c'è carico di poliziotti e di polizia che guarda. Però non faceva ancora niente. Mi sembra che era il 47 e ancora Fiume non faceva parte integrante della Jugoslavia. Partigiani sì, però era tutto un altro modo di governare. Deve stare molto attenti perché era sotto controllo. Non so di chi. Degli alleati. Sì. Tanto fa che i prigionieri tedeschi qua a Fiume era come si chiama? Trattati benissimo. E andava a lavorare assieme, cantando, ciao Fritz, noi a scherzare con loro, un partigiano li accompagnava, basta. Poi aveva il gruppo dei tedeschi che era la squadra di calcio, la squadra di box, un'orchestrina che andavamo a guardare, l'orchestrina, ad ascoltarli, questo, ex soldati tedeschi. Allora uno bosniaco che, amico mio, dice ma no, ma è impossibile, perché là a Bagnaluca dove eravamo me, lui li pestava ogni giorno, questa è una cosa spaventevole da vedere. Come mai? Un amico domandava attorno, come mai che questo totale? Sì, dice, ma Fiume ancora non faceva parte della Jugoslavia. Noi avevamo i dinari barchette, mi credo che ancora dialogava di questo, scritto in italiano anche, con certe barche era il simbolo di questo, era ancora una valuta, non era il dinari jugoslavi. E mi qua giù lavoravo con la muleria perché tutti questi qua erano una falegnameria molto attiva, 36 operai, qua giù il fondo e quell'altro. Il padre del mio amico Margan era il Paron e noi, siccome tutta la maggior parte di questi operai era o in guerra o prigionieri, così, allora dovevamo dare una mano. Allora cosa? Portavamo le tavole sotto a un taglio, un certo Blasevic, lui faceva dei lavori, non eravamo vicine a queste, vicine seghe, e poi prendevamo anche la paga. Qua giù all'angolo era un ufficio e mi ricordo la prima volta che mi era stata la paga con queste barchette. Dunque ancora Fiume non faceva parte della Jugoslavia integrante, per questo era tutto diciamo, anche il comportamento delle autorità verso i tedeschi era tollerato. Com'è? Era tollerato? Sì, appunto. Come a Trieste, così mi ha detto uno, perché poi parlando di queste cose a uno Falcone quando vivevo là, io sì, anche da noi così, i tedeschi erano liberi, erano presi prigionieri, andavano a lavorare, liberi, tornava e passeggiava. Finisce il nautico? Sì. Che cosa accade poi? Finisce il nautico e sono obbligato ad andare per il militare. Però a me mi è venuta la chiamata militare durante la mia permanenza a Cattaro. Dunque devo interrompere la scuola e andare a fare militare. E allora è successo che invece di andare a fare militare mi è venuto un amico, un buon amico romano, Sinti, e che ha preso la valigia, se l'ha portato come si chiama, in porto dei passeggeri, vis-à-vis la Jugoslavia dove era il Palazzo Adria, e là mi ho imbarcato e sono scampato nelle bocche di Cattaro. E per le autorità locali mi figuravo che sono scampato in Italia. Perché?
per il fatto che sono sparito. Dove ti vuoi che vada in Fiumare se non scampa in Italia? Dove ti vuoi che loro pensi adesso che mi sono andato a finire a Boca del Cataro in Montenegro? E così che ho terminato la scuola, ho fatto l'esame e sono tornato a Fiume e mia sorella si è preso l'impegno di andarmi, come si è andata a Susa, che è il comando, come si chiama, a dichiarare che mi sono qua a Fiume adesso, che sono pronto ad andare a fare il militare. E ha trovato una persona molto gentile, un ufficiale sloveno, che ha detto va bene, che avevo un soldato in meno, un capitano in più, che ha detto va bene, adesso che stia a casa e venire alla chiamata e andrà normalmente. Però questa come si chiama, questa storiella è venuta a sapere, perché tanto fa, quando mi sono andato dovevamo trovarsi tutti quanti sopra qua, in via, dove c'è la caserma Diaz. E mi arrivo e già c'è questo gruppo enorme dei giovanotti che arriva giù per la via Trieste, su Vukovarska, e mi incontra quel tale che organizza e dice a sto opesti te po' bien su Italia. Penso un po', vuol dire che loro sapevano. E siamo finiti qua, come si chiama, in porto, e di notte siamo partiti per Pola. E l'avevo fatto subito Nella marina? Nella marina, 6 mesi, e dopo mi ho imbarcato su una nave di guerra della marina, che faceva, mi credo che mi ha aiutato un ufficiale Spalatin, molto bravo, ex partigiano, che ha detto guarda, va a bordo, ti sarà più difficile che in caserma, però ti conviene perché ti riconoscerà come mesi di navigazione. Ti farà continuamente Pola, Boca del Cataro, su e giù, come la iadrolinea. Solo questo era uno di quei PTS, PT-10, cioè navi ausilio, cioè navi che non è armata di quelle cose basilari, però è per il trasporto beni. Così che poi mi è stato riconosciuto, perché ho avuto la fortuna della capitaneria del porto di trovare un raguseo che ha detto ma come no, questa è navigazione, come che subito mi ha riconosciuto come navigazione. Quanti anni ha passato nel servizio militare? Ho fatto 1 anno e mezzo. 1 anno e mezzo? E curiosità, sulla Galeb non l'ha stato? Com'è? Sulla Galeb? Ah no, sulla Galeb. Questa nave, diciamo, ausilio, la base era a Sebenico e facevamo questa, diciamo, erano 17 a bordo, sì, di tutte le nazionalità, erano bosniaci, serbi, dalmati, anche sloveni. E mi ho trovato una volta così, perché mi parlava e mi scampava ogni tanto qualche espressione montenegrina. E quando siamo venuti là a Spalato per essere distribuiti, eravamo in 3, un bosniaco che ancora oggi mi ricordo il nome, Gagibeovic Edhem, poi era uno sloveno, nero scuro come un marocchino, così, sloveno, interessante. E questo ufficiale, un serbo, dice, già riconosco di chi che sei, dice, tutti sono montenegrini per me, al sloveno, tutti sono italiani perché sono scuro, e tutti sono bosniaco, e lui dice, io non so bene, poco di ti pensi. E da là mi sono finito a bordo, secondo, diciamo, con l'aiuto di questo ufficiale di Pola Spalatin, e loro due sono usciti, non so dove che si è finiti. Uno si è finito a bordo con me, sloveno, il bosniaco si è finito in una caserma. Ecco, noi due eravamo a bordo. Certo. Non era tanto neanche male, qualche volta ho sentito qualche parola, diciamo, anti-italiana, da un ufficiale una volta, e anche a terra.
in una caserma così. Ma questa è una cosa normale che probabilmente succede a un austriaco se si trova con i tedeschi, è contrario. Mia figlia è in Austria e ha detto che l'ha sentito dire a una di queste infermiere: ah, quella lì è antipatica, ma non solo che la è antipatica, la è anche tedesca. Allora tu capisci che il mondo è abbastanza... Paese. Sì. Dunque inizia a navigare? E dopo inizio a navigare, faccio il tirocinio e poi faccio un esame e faccio un tirocinio sulla nave Zagreb, che fa continuamente il porto di Fiume, mi conviene perché ogni mese stavo almeno un paio di giorni qua. E poi ogni mese torniamo, facciamo Trieste, Fiume, Trieste, Capodistria, Fiume, poi Sebenico, Spalato e di nuovo Latakia, Beirut, Alessandria d'Egitto, Venezia, Trieste, così. Simpatico, abbastanza duro perché piccola nave continuamente, carico, poco tempo si perde all'ancora, o in porto, sempre lavoro. Però ok, mi bene. E dopo questo mi ho imbarcato su una nave che si chiama Kastaf e poi finalmente su una che si chiama Nikola Tesla. E là ho incontrato un comandante che mi ha insegnato, molto bravo, raguseo, molto serio. Io Bendish, captain, lui ha fatto il comandante su navi americane durante la guerra, aiuti all'Inghilterra, e lo ha scelto come comandante dell'intera flotta, di 56 navi, bravo. E con lui molto bravo, molto serio, molto severo, giusto, bravo, competente. Mi lasciava molto mal libera, che mi aveva anche paura un pochettino di essere questo. Diceva, avanti, mi guardo dalla cabina, mi diceva, bravo. E dopo della Jugolinia sono andato su navi panamesi, con equipaggi italiani, a Genova, mi ho imbarcato, per guadagnare di più. Chissà, forse sbaglio, ma tutti quanti quella volta erano volenterosi di valuta straniera, di dollari o lire. Qua invece la paga era molto bassa, però la persona che aveva la famiglia che conveniva, perché comunque chi teneva più, che resisteva qualche anno, insomma resisteva, che faceva navigazione in Jugolinia e riceveva anche le abitazioni, e ne dava gratis quella volta. E così che come si sa, ho navigato là e poi sono finito su quelle navi algerine, che era come si chiama, navi petroliere, poi gassiere, che erano grandi paghe e grande paura in principio, poi mi ero abituato, con i francesi, con gli algerini. E poi mi ha fatto molto piacere navigare con i francesi, perché ho visto un modo molto, diciamo, particolare di navigazione, dei rapporti, molto collegiali, ben, come si chiama, ferrati in fatto di sindacato, dei diritti, così che anche il rapporto, non ho visto mai, non ho sentito una brutta discussione durante il pranzo e la cena a tavola, mai. Sempre discussioni piacevoli, amichevoli. E una volta mi ho fatto un sbaglio, perché c'era un telegrafista serbo che mi comincia a prendere in giro, così, gli schippettari albanesi, mi dà fastidio. Non ho alzato tanto la voce, e loro non hanno capito quel che io ho detto, però del tono che mi ha chiamato. Dice, quando la prendi una birra con noi, parlando, dice, guardi, fra noi c'è l'abitudine che quando si pranza c'è l'ora santa, l'ora del piacere, anche la cena, ma i rapporti devono essere sempre. Lei ha visto che quel tale mi parla? Dico, sì, l'ho visto. No, allora non va d'accordo, però meglio che stasi di quel che potessi parlare male l'uno dell'altro. Allora,
Se uno di loro comincia a parlare con un terzo male, me lo sbarco. La prima cosa è la qualità di vita a bordo. E loro sono molto liberi nei comportamenti, scherza, però sono bravi lavoratori, fa il proprio mestiere. Quanto si è cambiato Fiume in tutti questi anni? Molto, tutto. Mi trovo in una città estranea. Il bene è che mi sono jugoslavenizzato e adesso di nuovo questo, perché mi per esempio non dico mai Tisiso, mi dico Chigliado. Che questo Chigliado è di origine greca, ma che se ne frega. Anche il super, non se questo è slavo, quello non mi dà fastidio. Oppure, non so, excellent, inglesismi non dà fastidio. Allora, però se mi dico Augusto, oh, ti parli in serbo, ma come? Se in russi dice August, mica dicono febbraria, in russi dice che è un popolo di 200 milioni di abitanti, da Vladivostok fino a qua, i confini della Cecoslovacchia, della Cechia, ti riesci a capire cosa che sia agosto. Guarda un po', vuol dire che se... E guarda che la lingua croata è una bella lingua, una lingua che è anche dolce, perché se ti senti per esempio il russo o il polacco ti da spaccarle queste, no? Mica polacchi a bordo erano come i colleghi, no? Allora, quando ti parla tra di loro, insomma qualche cosa ti ascolti, ti senti. Però il serbo-croato è molto più, diciamo, più dolce, più chiaro. Allora, cosa si trova? Un dalmato si trova a Vladivostok. A bordo con gli inglesi, sono usciti fuori, nessun russo non sa inglese non sa russo. Lui ha cominciato a parlare, ha detto, Madonna, finalmente noi siamo 4 milioni e comunque ho aiutato alla fine del mondo, l'estremo oriente. Ecco, ti vedi che là non mi dava fastidio, ottobre, novembre. Ma questi cambiamenti a cui fa riferimento di Fiume sono quelli, soprattutto nel passaggio da Jugoslavia a Croazia, sono questi cambiamenti maggiori o ho visto anche altri cambiamenti? I primi cambiamenti che ha avuto i fiumani adulti nel 46-47, quegli anni là, probabilmente era peggiore di questi, sì, era un cambiamento totale. Prima di tutto perché era appena finita la guerra, allora la maggior parte dei jugoslavi era, diciamo, elettrizzati contro l'Italia perché l'Italia è fascista. Quella volta i tedeschi, Schwabe, insomma svevi. È proprio interessante per me, vedete? Loro sottovalutano i tedeschi, però si trovano in Germania a lavorare, come mai? E Fiume anni 60 se la ricorda, sì, era diversa. Ormai i fiumani erano andati molto, però erano ancora vivi quelle generazioni. Ecco, pochi giorni fa è morto un fiumano solo a casa, Sergio Balas, di Cittaveccia, nato in Cittaveccia, dei genitori di Cittaveccia, sparito. Mi non so se c'è ancora qualche fiumano in Cittaveccia, non so, siamo pochissimi. Poco tempo fa è morto questo, come si chiama, il famoso, il padre che era un grande membro del partito. Idealisti però, questi fiumani comunisti erano idealisti, noi abbiamo capito certe cose, noi abbiamo capito che quel socialismo che loro sognavano non è il stesso socialismo jugoslavo, è un'altra cosa, per mio conto. My opinion, dice in inglese, per la mia opinione. Un socialismo simpatico è quel cubano, no, forse non vive là, però mi so gente, spagnoli che sono andati a vivere a Cuba, sapendo che vive male, entusiasti. Però lui è un intellettuale, ex, morto, no? E lui non si è mai arricchito, non gli ha dato mai non gli ha dato in testa. E questo, diciamo, una vita sfarzosa, tipo il nostro compagno Tito, questo cambiava 10 volte, stava attento a tutte queste, come si chiama, l'anello dei diamanti, roba simile, no? Quell'altro è impensabile e da questo dipende tutto, dalla personalità.
Una cosa è il torinese, un'altra cosa è il milanese oppure il napoletano, ma non c'è grande differenza in genere, insomma, quelle che si pensano. E lei ha avuto negli anni, anche più da adulto, ora, insomma, anni 70, 80 ancora, ma 60, situazioni o con gente della polizia o del partito, o qualche maniera di vivere con la Jugoslavia che ancora non concretizzava? Ma ho avuto dei fatti, sì, Jugoslavia e Italia, quasi simpatici, diremmo. Stava giocando l'Italia con la Jugoslavia e non c'era la televisione, e attraverso la radio stava ascoltando il procedere della partita in una sala dove erano tutti questi noi dell'Enautico, di questa casa, l'internata dove a Cattaro. E allora ogni volta che la Jugoslavia faceva il gol c'era un putiferio, no? E allora quel tale che è responsabile, e là lo chiamava Vaspitac, cioè quel tale che come si chiama, che sia responsabile per il nostro comportamento, è venuto da me e dice: dimmi sinceramente, per chi ti fa il tifo adesso, per l'Italia o per la Jugoslavia? Perché è logico, per l'Italia. Lui il pugno sul tavolo e dice: mi sapevo che ti sono onesto, bravo! E dice: noi abbiamo uno che sei nemico. Sì. Ha aperto un poliseco qua a Fiume. Sì. Mi racconti questa esperienza, come è andato, come l'ha aperto, e anche come privato si è trovato comunque in uno stato socialista a gestire Sì, è socialista, ma però non faceva nessuna pressione, diciamo, no. Ormai, diciamo, questa attività privata era molto, diciamo, sviluppata in tutta la Jugoslavia, specialmente in Slovenia e Croazia, molti. Che anni sono quando comincia questa attività? Nel 77, mi penso, 74, 75, 76, mi ricordo tanti che avevano già i bar, ristoranti, questo ormai, sì. Era centinaia di migliaia di jugoslavi che lavoravano in Germania, in Francia, in Austria, poi quelli dell'America arrivavano ogni tanto qualcuno, no? Tanto fa così che non era proprio una roba privati prima, no. Non so fino a che anno, che era molto difficile aprire un'attività privata, quasi impossibile, i primi anni. E lei come si è trovato? Ma in principio bene, anche qua molto lavoro, specialmente i primi anni, quando la Croazia si è trovata indipendente, molto lavoro, però un lavoro abbastanza particolare per me che ero marittimo. Non si trovava materiale, si andava a prendere ogni tanto a Trieste, lo si prendeva, se lo contrabbandava in qualche modo, se il doganiere era di buon auspicio, diceva ben passa e così avanti. Con l'aiuto di certe persone di Trieste, di macchinari sempre italiani, molto costosi per noi, fino a 40, 45, 50 milioni di lire. Però mi ho avuto una conoscenza qua, molto bravo, siciliano di origine, Cardile, che me la gada così, da poterlo pagare a questo a rate mensilmente, così quando venivo che pagavo, era una signora che andava là, insomma tutto è finito bene. E poi sempre meno lavoro, adesso se il Poliseco non funziona neanche a Trieste, perché ormai tutti quanti andavano in braghe di tela, non sei più quello di una volta. Una volta per esempio in Italia non potevi entrare in un ufficio se non eri in cravatta, vestiti completi e così. Oggi sei molto americanizzati, tutti possono lavorare a casa. Dunque è un lavoro abbastanza pesante, non si può permettere nessuno di avere 2 o 3 operai come niente, deve essere personalmente dentro, lavorare, fare il proprio lavoro e così. E beh, aiutavo un amico bosniaco molto bravo che quando mi navigavo lui veniva qua e controllava, non mi aveva mai chiesto mezza lira, andavamo assieme a Trieste a prendere il materiale quando venivo, ad esempio, della navigazione e così.
E ci parli appunto di questo shopping sia per la ditta sia su a Trieste? Trieste si andava a comprare tutto. Una volta mi ho trovato in ferramenta e viene un tale e dice: lei avere chiodi? Questo tale che ha detto: madonna, se non gozzone sarò alla bottega. Quella volta non aveva neanche i chiodi che lei voleva, una misura di 3 centimetri con questo, no. Allora cosa succedeva? Che dovevi comprare 1 chilo di chiodi quando arrivavano, così restano, perché se lo dai poi all'amico, ti dice: c'hai casualmente. E la moda era rubare nella propria ditta. Quelli che lavoravano in torpedo, cioè servizio in cantiere, portavano a casa. Tutti d'accordo pure con questo, col tale che stava là in questo, il portineria, perché gli passava qualcosa a lui, una cosa incredibile. C'è stato un mio amico che era del partito, che si è successo una cosa qua in raffineria. Loro che aveva acquistato per una test, penso per il gas americano, cioè era un tubo di metallo che se lo chiudeva così con un tappo anche di metallo di acciaio inossidabile, lungo forse 1,5 metri, di bellissimo aspetto, però era questo che costava $25.000 questo strumento. E in un tratto a fine anno, quando devi fare questa, manca. Come mai? Chissà dove c'è stato questo. Uno si è detto: ma forse me l'ho portato a casa. Ma per cosa? Perché mi serviva per l'orto, per questo. Portalo che vediamo. Era questo qua. Cosa che è successo? Niente. Ma come mai? No, era proprio questo da acciaio inossidabile, tutti quei che mi metto io arrugginisse, e mi stava molto bene. Ma sai quanto che costa? Non ho idea. $25.000. Ecco, questo era l'ambiente. La mentalità di OCD. Come no? Arrangiati. De tutti o? No, sì, ma quando sei molti, quasi sei tutti, perché mi so che una mia cugina, mia madre era sì, ti va fuori a quell'ora, cosa gli fa la puttana, no? E non sia, li fa tutte le va. Allora se tutte le va, posso andare anche me, no? Se tutti ruba anche me. Questo va al comune, così che questo era normale, arrangiarsi, no? Ti arriva l'ispettore e ti dice questo, ti porta, per esempio, ho visto l'ispettore che è venuto a sapere che mi navigo, Banic si chiamava, gentile, e sa, devi stare attento che se parla attorno a quell'altro. Andiamo a prendere un caffè qua in Braida, poi parliamo di più del meno, come va a bordo, sta roba. In un tratto arriva il macellaio che e dice: ti ho portato tanto, in croato, ti ho portato tanto, ma no, quella carne che ti mi ha portato l'altra volta non va niente, domani ti ho carne di vitello, prendi questa finché la vuoi, va bene che te sia, non paga niente, lui che la porta. Il poliziotto. E poi il macellaio che la porta qua davanti, e questo il tale che sia al banco vede che le serve, se è un privato, lui vede, sente il discorso a alta voce, dunque non si meraviglia che fa la spia, vuol dire che è una roba comune. E lui anche si arrabbia e dice: guarda che l'altra volta quella carne non valeva, alta voce. E dopo, tutto in ordine, domani se vediamo, vieni qua a quest'ora che porto quella carne di vitelli. Prima quella fresca, arriva domani. Ecco. Davanti di me. Ma i controlli? Questo quando non controllava, chissà cosa vendeva questo macellaio. Se lui che dà la carne, lui che dà il servizio di non rompere le scatole, cioè di lasciarlo passare. Dunque corruzione. Ma corruzione è normale, ormai neanche non c'è corruzione. È normale ormai. Signor Benassi, grazie. Prego, parla molto, non è che Mussolini non parlava tanto. Un saluto ai fiumani magari. Un saluto ai fiumani finché siamo vivi e sani. Speriamo bene. Sempre avanti. C'è l'istinto che ne porta: non voglio morire oggi, morirò domani, forse anche dopodomani.
ma non penso nemmeno. Grazie. Grazie. Grazie a voi altri, molto gentili, simpatici.